Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, Figlio, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo verso i figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso lunga l'orata nostra, rivolgi a noi l'avventore misericordioso, e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o mia, dolce Vergine Maria. preghiera a Maria che scioglie i nodi. Vergine Maria, Madre che non hai mai abbandonato un figliolo che grida aiuto, Madre le cui mani lavorano senza sosta per i tuoi figli tanto amati, perché sono spinte dall'amore divino e dall'infinita misericordia che esce dal tuo cuore, volgi verso di me il tuo sguardo pieno di compassione. Guarda il cumulo di nodi che soffocano la mia vita. Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi paralizzano questi nodi e li ripongo tutti nelle tue mani. Nessuno, neanche il demonio, può sottrarmi dal tuo aiuto misericordioso. Nelle tue mani non c'è un nodo che non sia sciolto. Vergine Madre, con la grazia e il tuo potere di intercessione presso tuo Figlio Gesù, mio Salvatore, ricevi oggi questo nodo. Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di scioglierlo per sempre. Spero in te. Sei l'unica consolatrice che il Padre mi ha dato. Sei la fortezza delle mie deboli forze, la ricchezza delle mie miserie, la liberazione da tutto ciò che mi impedisce di essere con Cristo. Accogli la mia richiesta, preservami, guidami, proteggimi, sii il mio rifugio. Maria che scioglie i nodi, Prega per noi. il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi e sempre sia lodato. Iniziamo la nostra celebrazione eucaristica con il canto numero 190. Gloria nel cielo e pace sulla terra. È nato in Betlemme il Messia,
il principe di pace. Si posa in un presepe il re del cielo. Gloria nel cielo e pace sulla terra. Venite festanti, o pastori, offrite i vostri doni, seguite lieti omaggi la sua stella. Gloria nel cielo e pace sulla terra. O luce e splendore del Padre, illumina le menti, accetta i nostri cuori, o Re dei secoli. Gloria nel cielo e pace sulla terra. Domenica della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, festa delle nostre famiglie. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica, invochiamo il perdono delle nostre colpe per celebrare con gioia l'incarnazione del Signore. Signore Figlio di Dio, che nascendo da Maria Vergine ti sei fatto nostro fratello, Kyrie eleison. Cristo, Figlio dell'uomo, che conosci e comprendi la nostra debolezza, Cristo eleison. Signore Figlio unigenito del Padre, che fai di noi una sola famiglia, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti amo. Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Preghiamo. O Dio, che nella Santa Famiglia ci hai dato un vero modello di vita, fa che nelle nostre famiglie fioriscono le stesse virtù e lo stesso amore, perché riuniti insieme nella tua casa possiamo godere la gioia senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal primo libro di Samuele. Al finire dell'anno Anna concepì e partorì un figlio e lo chiamò Samuele.
perché, diceva, al Signore l'ho richiesto. Quando poi Elcana andò con tutta la famiglia a offrire il sacrificio di ogni anno al Signore e a soddisfare il suo voto, Anna non andò, perché disse al marito: non verrò finché il bambino non sia svezzato e io possa condurlo a vedere il volto del Signore, poi resterà là per sempre. Dopo averlo svezzato, lo perse con un giovenco di 3 anni, un'efa di farina e un odre di vino, e lo introdusse nel tempio del Signore a Silo. Era ancora un fanciullo. Immolato il giovenco, presentarono il fanciullo a Eli, e lei disse: perdona, mio Signore, per la tua vita, mio Signore. Io sono quella donna che era stata qui presso di te a pregare il Signore. Per questo fanciullo ho pregato, e il Signore mi ha concesso la grazia che gli ho richiesto. Anch'io lascio che il Signore lo richieda. Per tutti i giorni della sua vita egli è richiesto per il Signore. E si prostrarono là davanti al Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Beato chi abita nella tua casa, Signore. Beato chi abita nella tua casa, Signore. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. L'anima mia anela e desidera gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Beato chi abita nella tua casa, Signore. Beato chi abita nella tua casa, senza fine canta le tue lodi. Beato l'uomo che trova in te il suo rifugio e ha le tue vie nel suo cuore. Beato chi abita nella tua casa, Signore. Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. Guarda, o Dio, colui che è il nostro scudo. Guarda il volto del tuo consacrato. Beato chi abita nella tua casa, Signore. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio, e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo quello che gli è gradito. Questo è il suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il precetto che ci ha dato. Chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in Lui. In questo conosciamo che Egli rimane in noi, dallo Spirito che ci ha dato. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Apri, Signore, il nostro cuore
e accoglieremo le parole del Figlio tuo. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduti in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che lo udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo, restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io ci cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Parola del Signore. Nel foglietto la domenica noi leggiamo quanto segue. La famiglia di Nazaret è una famiglia tutta particolare, ma è meno lontana da noi di quanto potremmo pensare e può essere una risorsa per il nostro tempo, perché possono essere famiglie secondo la volontà di Dio. Dalla famiglia di Nazaret si dovrebbe attendere un amore totale e puro tra coniugi, tra genitori e figli, ma soprattutto si dovrebbe imparare qualche cosa che oggi purtroppo in troppe famiglie manca. Cosa manca? La capacità di amare l'altro senza credere di possederlo, perché tutti siamo posseduti da Dio, siamo creature di Dio. La Chiesa considera insieme oggi la famiglia di Nazaret e la famiglia umana, soprattutto se è famiglia cristiana. Pur nella sua singolarità, la famiglia di Gesù ci si presenta come un vero modello di vita, con le sue virtù e con il suo amore sui 2 personaggi scelti da Dio, la Madre Maria e il Padre Giuseppe. La Vergine Maria ha concepito il Verbo di Dio per opera dello Spirito Santo. Il Padre putativo, il giusto Giuseppe, è scelto come sposo di Maria e custode del Verbo fatto uomo, Gesù. Fratelli e sorelle, di questa famiglia dove vivete, abbiamo iniziato la celebrazione con il segno della nostra fede, il segno della croce. Abbiamo invocato il perdono delle nostre colpe per celebrare con gioia
l'incarnazione del Signore. Abbiamo proclamato il canto degli angeli con l'inno del Gloria. Abbiamo pregato che nelle nostre famiglie fioriscano le stesse virtù che sono state vissute da Gesù, Maria e Giuseppe nella Santa Famiglia di Nazareth. Abbiamo ascoltato la parola di Dio, la prima lettura del libro di Samuele. La madre porta il bambino a ringraziare il Signore per averlo avuto. Abbiamo proclamato il Salmo responsoriale. Abbiamo ascoltato la parola della lettera di San Giovanni, l'apostolo prediletto di Gesù, e poi il Vangelo secondo Luca. Brevemente meditiamo il significato delle letture che abbiamo proclamato e ascoltato. La prima lettura ci ha detto come la paternità e la maternità sia una mediazione, un servizio a Dio, autore e principio di ogni vita. Siamone consapevoli. Anna offre al Signore il suo figlio Samuele, frutto della grazia divina e della sua appassionata preghiera di intercessione. Il Salmo responsoriale ha proclamato: beato chi abita nella tua casa, Signore, che qui in terra è la Santa Madre Chiesa, poi dopo la morte nel regno dei cieli. Il brano di San Giovanni ha affermato che come creature siamo di Dio, apparteniamo a Dio che ci ha amati, ci ha redenti per essere degni di fare ritorno da dove siamo venuti dal cielo. Amiamo Dio, amiamo il nostro prossimo, crediamo in Dio adeguando la nostra vita a quello che è gradito a Lui. Chi osserva i Suoi comandamenti dimora in Dio e Dio dimora in noi. Quale consolazione, quale privilegio. E il Vangelo secondo Luca ci parla di Maria e Giuseppe che ritrovano Gesù nel Tempio e comprendono la sua missione nella risposta che Gesù annuncia loro. Perché ci hai fatto questo? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Gesù, obbediente, ritorna a Nazareth e vive di sapienza, vive nell'obbedienza, vive nel prepararsi dopo 30 anni a compiere la missione sulla terra in vantaggio dell'umanità che viveva nel peccato, nelle tenebre del peccato.
Proclamiamo le verità della nostra fede per camminare verso il cielo. Credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Pontio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, Padre e Figlio e la Santa, che ha parlato per mezzo dei profeti. Credo nella Chiesa una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del bene. Fratelli e sorelle, come Gesù, cerchiamo anche noi il volto del Padre, certi di poter confidare nella sua misericordia che ascolta ed esaudisce la nostra preghiera. Diciamo insieme: donaci, Signore, la gioia del tuo amore. Donaci, Signore, la gioia del tuo amore. Per ogni comunità cristiana, in essa ciascuno si senta accolto e rispettato nella sua dignità di figlio di Dio, da Lui amato e cercato. Preghiamo. Donaci, Signore, la gioia del tuo amore. Per i legislatori e i governanti, promuovano delle politiche familiari capaci di sostenere in modo efficace e concreto i genitori e i loro figli. Preghiamo. Donaci, Signore, la gioia del tuo amore. Per le famiglie disperse e divise da guerre, migrazioni forzate, incomprensioni e conflitti, in questo anno santo possano ritrovare motivi di speranza e di comunione di vita. Preghiamo. Donaci, Signore, la gioia del tuo amore. Per tutti noi che celebriamo questa Eucaristia, perché il pane spezzato nutra la nostra libertà filiale, sostenga la nostra ricerca, alimenti l'amore vicendevole. Preghiamo. Donaci, Signore, la gioia del tuo amore. O Padre, Dio di amore, ascolta le invocazioni della tua famiglia e donaci di dimorare nella tua casa con animo riconoscente e generoso, per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, per la tua bontà abbiamo ricevuto questo pane. La terra e del lavoro dell'uomo, chiama a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. L'acqua vita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana.
Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accogli il Signore e ti sia gradito il sacrificio che oggi noi compiamo alla tua presenza. Lavaci, o Signore, noi nostra colpa, purificaci ogni nostro peccato. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ti offriamo, Signore, il sacrificio di riconciliazione e per intercessione della Vergine Madre e di San Giuseppe ti preghiamo di rendere salde le nostre famiglie nella tua grazia e nella tua pace. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. In Lui risplende in piena luce il sublime scambio che ci ha redenti. La nostra debolezza è assunta del Verbo, la natura mortale è innalzata a vita perenne, e noi, uniti a te in comunione mirabile, condividiamo la tua vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno santissimo in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Riccardo, i presbiteri, i diaconi e tutto il popolo cristiano. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto e di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Antonio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Preghiamo per tante famiglie che desiderano avere figli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Scambiamoci un gesto di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. La comunione al tuo corpo e al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per noi giudizio di condanna, ma per tua misericordia e bontà, rimedio, difesa, salvezza dell'anima e del corpo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Corpo e sangue.
94. Com'è bello, Signore, stare insieme ed amarci come ami tu. Qui c'è Dio, alleluia. La carità è paziente, la carità è benigna, comprende, non si adira e non dispera mai. Com'è bello, Signore, stare insieme ed amarci come ami tu. Qui c'è Dio, alleluia. La carità è la legge, la carità si adatta, si dona senza sosta, con gioia e umiltà. Com'è bello, Signore, stare insieme ed amarci come ami tu. Qui c'è Dio, alleluia. La carità è la legge, la carità è la vita, abbraccia tutto il mondo e in ciel si compirà. Com'è bello, Signore, stare insieme ed amarci come ami tu. Qui c'è Dio, alleluia. Il pane che mangiamo, il corpo del Signore, di carità è sorgente e centro di unità. Com'è bello, Signore, stare insieme ed amarci come ami tu. Qui c'è Dio, alleluia.
Preghiamo. Padre clementissimo, che ci nutri con questi sacramenti, concedi a noi di seguire con fedeltà gli esempi della Santa Famiglia, perché dopo le prove della vita siamo associati alla sua gloria in cielo, per Cristo nostro Signore. Martedì, ultimo giorno dell'anno, alle ore 18, il canto del ringraziamento, il Te Deum, per tutte le grazie che abbiamo ricevuto. E mercoledì, festa di precetto, messe a orario festivo, per onorare Maria Santissima Vergine, Madre di Dio. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Vergine Santa, di San Giuseppe e di tutti i santi, vi benedica Dio Onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace. 182. Vergine Santa, Dio ti ha scelto con un palpito d'amore per dare a noi il tuo Gesù. Piena di grazia noi t'acclamiamo. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Per la fede e il tuo amore, o ancella del Signore, portasti al mondo il Redentore. Piena di grazia noi ti lodiamo. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sia lodato Gesù Cristo. Ciao a tutti, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano, il Vangelo del giorno domenica 29 dicembre, Santa Famiglia di Gesù. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. O Dio,